L'arte e la cultura non vanno in vacanza, confidando che i vicentini e perché no qualche turista scelga di trascorrere qualche giorno a scoprire o riscoprire le bellezze locali. A Ferragosto quindi i musei sono rimasti aperti e poi musica e spettacoli per bambini e famiglie. Il Museo Civico di Palazzo Chiericati, la Chiesa di Santa Corona, il Teatro Olimpico sono rimasti accessibili durante questo fine settimana dalle 10 alle 18. Il Museo Naturalistico Archeologico, accanto alla Chiesa di Santa Corona, ha proposto 2 mostre temporanee allestite fino al 30 agosto. Aperto ai visitatori, ingresso gratuito anche il Museo del Risorgimento e della Resistenza. Occasione il caldo ferragostano per una visita al parco di Villa Guiccioli, area verde dove trascorrere dei momenti di relax. Non si è fermato nemmeno il Teatro Olimpico, che ha proposto lo spettacolo gratuito Pop Palladio Olympic Project, Son e Lumière. Non poteva mancare all'appello la Basilica Palladiana e con la sua terrazza bar. Appuntamenti musicali non sono mancati con il calendario estivo di Viaggio in città estate a Vicenza, promosso e voluto dall'amministrazione comunale con il sostegno di AIM, per poi passare a Mille e una nota che ha animato Piazza San Lorenzo e Corso Fogazzaro. E poi ancora il cinema sotto le stelle ai chiostri di Santa Corona, i concerti della domenica in Loggia del Capitaniato e le fiabe in corte a Palazzo Leone Montanari, per un'estate che non ha trascurato nessuno, grandi, piccini, giovani e meno giovani.